Giovedì 4 aprile, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. I nostri argomenti di oggi: un nuovo polo universitario telematico a Catania, poi ancora la celiachia e l'intolleranza al glutine, e una scrittrice dimenticata, ingiustamente dimenticata, Adelaide Bernardini. Ma anzitutto la cronaca: nuove minacce e intimidazioni per Asia, la ragazza vittima dello stupro di gruppo a Palermo. Adesso è stata trasferita in una località protetta, ma l'avvocata della giovane dice isolata, si sente inevitabilmente emarginata. Un coltello puntato al volto, un sequestro di persona e minacce di morte. Ci hai rovinato la vita, ti ammazziamo. Un'altra notte di terrore per la ragazza vittima dello stupro di Palermo la scorsa estate. Mentre passeggiava a Piazza Ballarò con il fidanzato, Asia è stata trascinata via da un ragazzo e da sua madre e portata a casa loro. Di nuovo faccia a faccia con uno dei suoi presunti molestatori. Non uno del branco del Foro Italico. I 7 dello stupro sono tutti in carcere. Si tratta di un altro ragazzo che tentò di violentarla qualche mese prima. Quella volta la ragazza era riuscita a fuggire spruzzando lo spray urticante. Lui e la madre vogliono costringerla a ritrattare tutto per scagionarlo, ma dai carabinieri di Carini trovano il fidanzatino di Asia che sta presentando denuncia. Le telecamere fanno il resto. Madre e figlio hanno solo aggravato la loro posizione, sono indagati per minaccia aggravata e sequestro di persona. Asia adesso è di nuovo lontana da Palermo e dai suoi carnefici. Gli inquirenti, in accordo con la zia che la ospita, hanno deciso di riportare la ragazza in una comunità protetta, un ambiente sicuro dove lei era stata già trasferita subito dopo la denuncia, ma che poi aveva lasciato per l'ansia di vita e libertà tipiche di una ragazza della sua età. Questo da una parte mi rende più tranquilla e dall'altra parte mi dà molta angoscia, perché so che è una ragazza sola e isolata, certamente non la vive bene questa situazione, sta malissimo, si sente appunto emarginata. Il 19 aprile è in programma l'udienza preliminare per i 6 imputati maggiorenni. Il 6 marzo è arrivata la prima condanna pesante, 8 anni e 8 mesi per l'unico minorenne del branco. E adesso l'incendio al Cioccolato Caffè di Catania è stata accertata, ormai l'origine è dolosa, si cercano naturalmente i responsabili, gli investigatori sono a caccia di indizi e determinante sarà indubbiamente la testimonianza del titolare del ritrovo, che però è ancora ricoverato in terapia intensiva per avere inalato fumi tossici la notte dell'incendio. Vediamo. Sui social annunciava l'imminente riapertura del suo ritrovo, ma propositi ed aspettative potrebbero essere andati in fumo almeno per 2 motivi. 1, perché si trova ricoverato al Cannizzaro, e 2, perché il suo locale Cioccolato Caffè sul lungomare di Catania è andato completamente distrutto. Il titolare Alessandro Leone, con lievi ustioni sul corpo, è ancora intubato all'ospedale Cannizzaro e non appena sarà possibile verrà ascoltato dagli investigatori. Il suo racconto sarà quasi determinante, visto che dovrà chiarire alcuni lati oscuri della vicenda. In un locale chiuso da mesi per ristrutturazione, cosa ci faceva alle 5 del mattino all'interno del bar? E dopo l'incendio, per quale motivo si è presentato al Garibaldi di Nesima, raggiunto a suo dire a piedi, invece di recarsi al vicino Cannizzaro? Interrogativi e sospetti che si aggiungono alla relazione tecnica dei vigili del fuoco, che hanno inoltrato in procura una nota con informativa di reato. Di sicuro si tratta di un rogo doloso. In attesa di interrogare Leone, che nel novembre scorso aveva presentato denuncia dopo aver trovato una bottiglia incendiaria nei pressi del bar, la polizia ha acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, ascoltando contestualmente anche alcuni residenti del palazzo. Testimonianze che saranno messe a confronto dalla squadra mobile per individuare i responsabili o il responsabile dell'incendio. Allora, adesso ci trasferiamo a Messina per parlare proprio degli espropri che sono cominciati o stanno per cominciare in queste ore, perché c'è stata l'approvazione del progetto definitivo e il primo atto è proprio questo. Si tratta di 450 case, più di 1000 persone. Naturalmente cominciano resistenze e contestazioni. È stato pubblicato sui quotidiani nazionali e territoriali l'avviso di avvio del procedimento relativo agli espropri, che consentirà a tutti gli interessati di prendere visione della documentazione e formulare eventuali osservazioni. A tal fine la società Stretto di Messina ha aperto sportelli informativi sia a Messina che a Villa San Giovanni, che a decorrere dall'8 aprile, quindi la settimana prossima, e per la durata di 2 mesi, forniranno supporto e assistenza nell'analisi della documentazione a tutti i cittadini che lo chiederanno. Sono arrivate dunque le lettere per l'espropriazione
esproprio di circa 450 case tra Sicilia e Calabria per gli immobili che si trovano nell'area dove dovrebbero sorgere i 2 piloni del ponte sullo stretto. La priorità in questo momento è avviare il programma delle opere anticipate, ossia tutti quei lavori che precedono l'avvio dei cantieri. Il governo accelera, le opposizioni fanno le barricate, mentre i cittadini delle zone interessate adesso temono di perdere i loro beni. Intere porzioni di importanti complessi edilizi della zona sud verranno toccati per la realizzazione, per esempio, della ferrovia e della stazione ferroviaria, che i cittadini non sanno sarà a Contesse, quindi anche chi a Contesse pensa che il ponte sia una roba lontana purtroppo dovrà rendersi conto che invece è una cosa che gli toccherà molto da vicino. Qualche settimana fa addirittura la segretaria del PD Elly Schlein, a nome di tutto il Partito Democratico, proprio da Messina era stata molto chiara. Il Partito Democratico è compattamente da nord a sud al vostro fianco per fermare questo progetto sbagliato del ponte che sta portando avanti Matteo Salvini. Sulla vicenda degli espropri è intervenuto su X anche Beppe Provenzano, parlamentare siciliano e membro della segreteria nazionale del Partito Democratico. A Messina sono ore di angoscia, a parte l'operazione espropri, il ponte di Salvini è anche questo, una devastazione sociale. Migliaia di cittadini perderanno quartieri, abitazioni, attività, i sacrifici di una vita, solidarietà e impegno contro un'opera vecchia, inutile e dannosa. Intanto dall'8 aprile saranno aperti gli sportelli informativi al Pala Cultura di Messina e già i movimenti No Ponte hanno preannunziato un sit-in. Bene, rientriamo in studio. Angelo, cominciamo la rassegna stampa da qui magari. Sì, cominciamo proprio da questa notizia. Il titolo che vediamo dalle pagine interne di Repubblica è la resistenza di Capo Peloro. Difenderemo case e imprese. La passionaria di 72 anni, sono stanca dei ricatti dei politici che ci dicono prima il ponte, poi ferrovie, strade e ospedali e poi ponte o no, espropri a ostacoli. Sono 400 gli immobili da togliere ai proprietari per costruire l'opera, 1000 persone rischiano di perdere il tetto o l'attività e quindi parte la protesta. E poi ancora siamo in Calabria, dall'altra parte dello stretto, quindi Maccheville e la nostra vita, l'altra sponda affila le armi, quindi si preparano anche in Calabria a protestare, a fare valere le loro ragioni. E poi ancora siamo sulla Sicilia di Catania per parlare ancora di ponte, devastazione, angoscia, la sinistra spara sul ponte, strali di PD, Movimento 5 Stelle e poi anche chiaramente la sinistra, gli ambientalisti, 1 anno e 0 controlli sulla società. Alcuni numeri, gli espropri, come leggiamo dall'8 aprile 2024, 60 giorni per i soggetti i cui beni sono interessati dalle procedure espropriative per il ponte sullo stretto, per rivolgersi alla società Stretto di Messina per l'assistenza e per eventuali contestazioni. E poi vedete ci sono alcuni dati più significativi. Le case da demolire sono 300 in Sicilia, 150 in Calabria, terreni da espropriare 3,7 milioni di metri. Sarebbe quadri? Dovrebbe essere quadri, però non si legge molto bene, però dovrebbe essere questo, diciamo, il titolo. Questo per il ponte, ma è sempre sul ponte, sulla Gazzetta del Sud, addirittura c'è la prima sulla Gazzetta, vedete, ponte. L'impatto degli espropri dall'annunziata Contesse, le incertezze e i timori dei cittadini, le pubblicazioni dell'elenco delle particelle oggetto della procedura ha suscitato le reazioni di molti messinesi. Già che ci siamo, allora restiamo sulla prima pagina della Gazzetta del Sud e vedete lavori di adeguamento al policlinico, il pronto soccorso al padiglione C reso più funzionale ed accogliente. Dopo una serie di lavori al policlinico sono state migliorate di molto le condizioni strutturali del pronto soccorso provvisorio del padiglione C, in attesa che venga completato il cantiere del vero sito di emergenza, vale a dire il padiglione E. E poi l'altra notizia che troveremo comunque anche su altri quotidiani siciliani stamattina, appello della giunta Schifani al governo, siccità in Sicilia, problema serio, è un'emergenza nazionale. La mossa del governo siciliano è stata dettata dal prolungato periodo di siccità che ha provocato la rilevante riduzione delle riserve di acqua in tutta la Sicilia. Si teme per la stagione estiva e anche per l'agricoltura. Fra l'altro adesso è in arrivo un'ondata di caldo particolare eccezionale per questo periodo con la bolla africana e praticamente ci sarà ancora più caldo e quindi più siccità. Le altre notizie che leggiamo sempre dalla prima pagina
della Gazzetta del Sud. Messina, la rete migranti, presenta il report sul diritto di asilo. E poi un ladro seriale finisce in carcere ed è stato incastrato dal video di videosorveglianza, accertati furti in 4 locali. Era specializzato in questo tipo di furti. Adesso le altre prime pagine e le altre notizie regionali. Siamo sulla Sicilia. Abbiamo visto dunque le vicende che riguardano il ponte, ma intanto leggiamo di un pomeriggio di fuoco, perché già allarme incendi sull'Etna, doppio fronte nei boschi a ridosso di Pedara e anche di Zafferana. E poi la notte di passione che viene raccontata sul quotidiano La Sicilia, in riferimento chiaramente e alla festa, Catania in festa per il trionfo in Coppa Italia, e Patron Pelligra rilancia, vi riporterò in Serie A. Queste sono le parole del presidente Pelligra, che lo ha comunque anche confermato durante le interviste nel post gara che abbiamo sentito. E poi ancora le altre notizie, vedete l'emergenza acqua, Sicilia senza acqua, la regione rilancia l'ipotesi dissalatori per avere dunque acqua, e le polemiche legate allo stretto di cui abbiamo già parlato. L'opposizione cavalca dunque questa situazione, l'avvio proprio degli espropri. I fatti nazionali, Salvini blindato, Santanchè rischia, respinta la mozione di sfiducia per il vice premier, oggi tocca alla ministra del turismo. E poi le grandi manovre legate chiaramente alle prossime elezioni europee, il derby di Fratelli d'Italia, eccolo qui, Calenda capolista lombardo con Forza Italia, flirt Cuffaro Lega, Tilot una sorta di lista civica Dem Orlando assieme ad altri, praticamente tutti insieme per cercare chiaramente di portare consensi e di avere candidati. Ripetiamo, insomma, non sono tantissimi, credo poi gli eletti nelle 2 isole, credo 7 o 8 gli europarlamentari che vengono eletti tra la Sicilia e la Sardegna, quindi insomma c'è davvero una gran lotta. Vedete? Le pagine interne, torniamo a parlarne, in Sicilia ormai non piove più, la regione ripensa ai dissalatori. A marzo il calo di precipitazioni tra il 20 e il 30%, chiesto lo stato di emergenza nazionale. Questa è la situazione per quanto riguarda la crisi idrica, la siccità, in fumo la vegetazione sull'Etna, 2 incendi a Pedara e Zafferana, primo allarme in quota, caldo e vento hanno bruciato boschi e macchia mediterranea. Leggiamo ancora dalle pagine interne della Sicilia, stavolta però siamo sulla pagina dedicata a Catania e alla sua provincia, ma il titolo principale è questo: ecco come sarà il nuovo aeroporto. Ieri in Consiglio Comunale un confronto con i vertici SAC ed ENAC, progetti ma pure tante polemiche, terminal gemelli e rinnovati e una nuova pista, ma c'è pure chi vuole la testa della D. Torrisi. Si torna dunque su questa vicenda. Poi ancora approfondimento su quanto abbiamo sentito prima anche nei nostri servizi. Spunta un paziente con ferite da scoppio è coinvolto nel rogo al bar. Questa è la domanda, per chiarire il giallo alla mobile. Si passa al setaccio la videosorveglianza della zona del lungomare. Ancora grave il titolare, cioccolato caffè, che la polizia non ha ancora potuto sentire. Lo ricordiamo, è in rianimazione all'ospedale. Adesso invece la prima pagina di Repubblica, ci siamo già occupati degli espropri legati al ponte sullo stretto, poi ancora invece leggiamo le altre notizie sulla prima. Eccola qui intanto per quanto riguarda la regione, il titolo è manovra di riparazione, pronte leggine per 60 milioni. Questo è quello che ci aspetta. E poi la siccità, altro tema, AMAP taglia l'acqua a Palermo e Schifani chiede lo stato di emergenza. E poi c'è un reportage stamattina su Repubblica Palermo, un viaggio, ecco lo leggiamo anche meglio in questo modo, un viaggio negli ospedali abbandonati a Catania. E di questo possiamo andare anche ad approfondire nelle pagine interne di Repubblica, e vedete qui i 4 ospedali chiusi, cattedrali nel deserto della sanità di Catania, dismessi Vittorio Emanuele, il Ferrarotto, il Santo Bambino
e il Santa Marta la capienza complessiva delle strutture era di 500 posti letto. In realtà il Santa Marta di fatto è stata abbattuto, non esiste neanche più la struttura. Negli anni sono stati chiusi pure i nosocomi di Randazzo, Linguagozza, Vizzini e Ramacca, quindi questo è il racconto che viene fatto nelle pagine interne di Repubblica. Che poi andiamo a leggere ancora per quanto riguarda l'allarme siccità. L'AMAP taglia la distribuzione di acqua, Schifani chiede lo stato di emergenza, riduzione nel capoluogo, ma il problema coinvolge 47 comuni dell'Interland. Le scarse piogge hanno fatto crollare del 50% il volume degli invasi. Adesso davvero un problema serio. Da domani la municipalizzata ridurrà la pressione in rete per garantire le scorte sino al prossimo inverno. Questo è il piano che viene portato avanti per l'appunto per adesso dal Comune e anche dalla Regione. Adesso invece qualche notizia di sport prima di chiudere la rassegna stampa regionale. Il Palermo adesso è nelle mani di Mignani, l'ex Bari. Per puntare alla Serie A c'è stato ieri l'esonero di Corini, il nuovo tecnico era stato esonerato a ottobre dai pugliesi, quindi aveva perso la sua scommessa a Bari, adesso arriva a Palermo al posto di Corini che ha salutato la squadra a Torretta. Questo per il Palermo, mentre invece siamo a parlare del Catania perché Ross Pelligra non si ferma, tutto è ancora possibile e comunque dice il riportatore del Catania in Serie A il presidente questa vittoria è da trasferire in campionato in chiave playoff, il club è un fiore che sta sbocciando, mi fido di Grella, fa il lavoro di 10 persone. Le parole dunque di grande fiducia di Ross Pelligra all'indirizzo del suo amministratore delegato e anche vicepresidente del Catania. Chiudiamo con il Messina. La domanda è: quale abito per la sfida salvezza? Di nuovo senza Emmausso, va deciso se adattare qualcuno sulla tre quarti oppure tornare alla 4-3-3. Concentrazione massima in seno al gruppo in vista della decisiva sfida con il Monterosi. La vittoria manca ormai da un mese. Mi fermo Breve qui. pausa per la rassegna stampa, tra poco quella nazionale con i quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Siete di nuovo a Buongiorno Sicilia, vi auguriamo una buona giornata e subito la linea Angelo Gagliano per la rassegna stampa nazionale. Allora, prima pagina che andiamo a vedere è quella del Corriere della Sera. Salvini, respinta la sfiducia, la Schlein vede il padre di Salis e chiude alla candidatura. Non è in campo, la Camera ha bocciato la mozione delle opposizioni, oggi il voto su Santanchè. Par condicio un caso relativo alle nuove regole, adesso poi magari cercheremo di capire il perché. Intanto la maggioranza compatta, Ministri e Matteo assenti così in aula e poi questo appello degli scienziati al rischio della sanità pubblica, ci sono tantissimi esperti, scienziati, studiosi che lanciano un grido di allarme. Confindustria, Garrone si ritira, Orsini a un passo dalla presidenza e poi la guerra in Medio Oriente, Gaza, l'ira di Biden per i volontari uccisi, civili non tutelati e poi foto notizia di quanto successo a Taiwan, sisma di magnitudo 7.4, almeno 9 morti, decine di dispersi. Mega terremoto a Taiwan, terrore nei palazzi inclinati e c'è questa foto che è piuttosto eloquente. Eccolo qui, questo palazzo, vedete che si è inclinato però non è caduto, non è crollato a terra. Questa è la situazione. La prima pagina del Corriere. E allora vediamo di approfondire qualche notizia proprio sul Corriere a proposito di Salvini che dice no, insomma la Camera dice no alla sfiducia, maggioranza compatta, respinta la mozione delle minoranze sui rapporti con la Russia, oggi ci sarà il voto su Santanchè e quindi andremo a vedere che cosa succederà, ma il tema comunque è ripreso da tanti quotidiani, il centrodestra brinda Salvini, lo vedete sulla stampa, respinto il voto di sfiducia. Abbiamo visto prima sul Corriere la vicenda legata proprio
alla sanità, la sanità pubblica. Allora gli scienziati sulla sanità pubblica parlano di crisi grave, assistenza al rischio, dal Nobel Parisi a Mantovani, l'appello di 14 ricercatori, servono più risorse. E allora ci sono alcuni punti da verificare: l'adeguamento dei finanziamenti, la distribuzione di cure sul territorio, la centralità della prevenzione. Questo è sul Corriere, ma anche Repubblica parla di salvare la sanità pubblica in campo Nobel e luminari, da Parisi a Locatelli, l'appello degli scienziati in difesa del servizio nazionale, subito un piano straordinario di investimenti, toccato il punto più basso. Nel 2025 è previsto in bilancio solo il 6,2% del PIL. Garattini, siamo stupiti dall'inerzia del governo. Questo è dunque il grido d'allarme che viene ritrovato anche, vedete, che viene riproposto dalla Stampa, l'allarme degli scienziati per la sanità pubblica, così si torna indietro da situazione su questa vicenda. Ma altre notizie che abbiamo messo sulla prima pagina del Corriere, vedete, qui siamo a Taiwan, anche qui mostrano palazzi inclinati a causa del forte terremoto. Taiwan trema, si inclinano i palazzi, 9 morti, decine di dispersi, sisma di magnitudo 7,4, il più forte da 25 anni, si scava tra le macerie, paura per 70 minatori. Il precedente, nel terremoto del 99, morirono 2.400 e furono 50.000 gli edifici danneggiati. Anche qui Repubblica, sisma di grado 7,2, Taiwan sotto shock, ansia per i minatori, è il più forte del millennio, crolli e 10 vittime, bloccata la fabbrica del microchip, intrappolati in 70, sono in una cave. Allora la prima pagina ora di Repubblica, che torna, abbiamo già visto, sull'appello degli scienziati, il rischio sanità crack, e poi Letta sull'Unione Europea, il mercato unico è l'antidoto al declino sovranista. Per la politica leggiamo: Salis candidatura in bilico, la famiglia frena il Partito Democratico. Quindi se sul Corriere si parlava di una scelta della Schlein di non candidarla, stavolta qui viene evidenziato come la famiglia, insomma, ad avere dei dubbi. A quanto pare è stato il padre a dire di no alla Schlein. A questa idea della Schlein. E poi Israele, Gantz chiede elezioni anticipate, no del Likud, Netanyahu e la svolta del mea culpa. E ancora, vedete, foto, notizia, accusa di sessismo. Questa è una notizia che viene approfondita anche nelle pagine interne. Messa al bando la foto di Playboy che ispirò le immagini digitali JPEG, la modella Lena Fonsen sulla rivista nel 1972. Questa foto è stata messa al bando. Poi Confindustria, Garrone si ritira dalla corsa, strada spianata per Orsini, e c'è un allarme sui conti pubblici italiani, quando mai. Giorgetti fa melina, dal DEF invariati, deficit e debito, pare che stia per arrivare una procedura europea nei confronti del nostro Paese. Lasciamo la prima pagina di Repubblica, siamo sulla prima invece della Stampa, solito titolo di apertura, proprio l'allarme legato alla crisi della sanità. Però altre notizie troviamo, soprattutto questa foto notizia, l'arma della fame, che è davvero è impressionante questa foto, la strategia di Israele per piegare le resistenze di Hamas, un attacco a un convoglio, una rotta sicura che sicura non era, 7 morti, forze armate israeliane che il giorno dopo garantiscono di indagare sull'incidente. Non è l'inizio di aprile 2024 e non è Gaza. E poi chi vuole chiaramente approfondire può andare chiaramente alle pagine interne. Confindustria a Orsini, Garrone ritiro al veleno. E poi ancora, vedete, i conti, DEF, allarme debito, il piano di Giorgetti, scoppia l'affair, team stangata sui conti. E altre notizie dall'Ucraina,
leggiamo quei ragazzi da trincea in guerra da 25, già a 25 anni, quindi insomma i giovanissimi sono al fronte. E vediamo su Confindustria, che abbiamo già letto su altri quotidiani, Confindustria a Orsini, Garrone si ritira dalla sfida dei veleni. E allora vediamo anche le altre prime pagine questa mattina, ci sono altri argomenti, altri temi, anche se quelli centrali li abbiamo già visti sui principali quotidiani. Avvenire, vedete, Avvenire ha un'apertura piuttosto diretta, più Europa, meno armi. In Italia cresce la protesta contro lo svuotamento della legge che regola l'export militare, la NATO compie 75 anni e si divide sul piano da 100 miliardi a favore dell'Ucraina. Questo è il tema. Nel buio di Nazareth, orfana dei pellegrini, questo è un reportage che viene proposto, e poi anche qui c'è una foto simbolo per quello che riguarda Taiwan. Vedete questo altro palazzo che si è inclinato. Attenzione, un attimino, adesso recuperiamo la prima pagina che abbiamo perso, eccola qui. Taiwan trema ma non tracolla. Il titolo è piuttosto eloquente, ci fa vedere come effettivamente i palazzi sono inclinati, però Conti, governo rassegnato all'infrazione europea perché sta per arrivare praticamente questa procedura nei confronti del nostro paese. Per eccesso di debito, credo. Esattamente, certo. Kiev collassa, ma la NATO batte cassa, soldi e armi per 5 anni, generali ucraini, difese antirusse vicine al crollo. E poi vedete questo fondo chiamato Zelensky, Stoltenberg vuole fondi a oltranza dagli alleati, le truppe alzano denti di drago, offensiva russa, se Mosca sferra attacchi mirati e la fine in qualche modo, insomma. Ma la NATO è pronta a sborsare 100 miliardi? 100 miliardi nei prossimi 5 anni. Poi il Messaggero, c'è un piano sulla giustizia per svuotare le carceri, l'esecutivo lavora ad intese con gli stati africani per il trasferimento dei detenuti stranieri, si segue il modello Romania, Mattarella in Costa d'Avorio, collaborazione più stretta con l'Unione Europea. E poi ancora NCC, nuove regole, potrà crescere la flotta di Uber, trasporti pronti 3 decreti per sbloccare le piattaforme, nelle app vetture nere e taxi. E ancora Taiwan, scossa storica, evitata la strage, avete visto anche qui questa bella e drammatica, spettacolare foto. Eurozona, l'inflazione è infrenata, questi sono i dati che ci dicono i mercati, tassi e mercati, l'indice dei prezzi cala nel mese di marzo oltre le attese degli analisti, in discesa anche l'inflazione, corre solo nei servizi, valori in aumento del 4%. E poi Giorgetti, DEF senza manovra, basta con crediti di imposta, questo è il pensiero del ministro Giorgetti. Il terremoto a Taiwan ferma i chip perché anche l'azienda che produce i microchip ha subito un grave danno. Adesso vediamo la prima pagina dell'Unità. Io mi rifiuto di uccidere per vendetta. Questa è la rivolta del soldato israeliano, la lettera di un giovane obiettore che viene riproposta questa mattina. Caso Russia unita, no alla sfiducia, Salvini si pente e si salva. Questa è la lettura dell'Unità. Adesso la prima pagina del giornale. Il Parlamento assolve Salvini sul caso Putin, la Camera boccia la mozione di sfiducia, autonomia subito, intesa con la Meloni, intanto Garrone si ritira, Orsini verso Confindustria. E ancora qui leggiamo dalla NATO 100 miliardi per Kiev, all'Ucraina servono armi. Questo è il piano di Stoltenberg. E ancora il Riformista. Intercettazioni, un altro bluff, maggioranza divisa sulla stretta, il governo chiede un rinvio, slitta in Commissione Giustizia del Senato il voto sul disegno di legge che pone i limiti agli ascolti. Sulla prima pagina del Riformista, adesso siamo su Libero, c'è un'intervista proprio con il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Io con l'Ucraina per guidare l'Unione Europea, la Lega c'è, il ministro... ecco, adesso è con l'Ucraina, sì. Interessante. Ci sono le elezioni europee molto vicine, quindi chi mi attacca ha conosciuto Putin meglio di me, non mi sento di destra, con Meloni ci siamo conosciuti stando al governo, pronto un nuovo libro. Poi le liste PD,
Elly imbarca di tutto, ma persino Salis dice di no. Vedi, qui dice che è proprio Salis che le ha detto di no. E poi c'è questa notizia, c'è la proposta di Italia Viva, Boschi e la stretta sui giornalisti, fanno politica. I commentatori a volte sono più convincenti dei politici e influenzano le opinioni dei cittadini. Travaglio rientrerebbe nella norma, ma non solo lui, e quindi c'è una intenzione di voler fare una sorta di schedatura dei giornalisti nelle pagine interne, poi si può approfondire. Tira un'aria un po' brutta. C'è l'Osservatore Romano da leggere, un cessate il fuoco immediato nella striscia di Gaza, l'udienza generale Francesco rinnova la sua ferma richiesta di porre fine al conflitto che insanguina la regione medio orientale. Mi fermo qui questa mattina con Povero il Papa che con i suoi appelli così belli, ma purtroppo non li ascolta nessuno. Allora adesso ci fermiamo, tra pochissimo un'occhiata al tempo prima di uscire di casa, può essere utile, e poi dopo parleremo della nuova università telematica a Catania in collaborazione, in sintonia con la Sapienza di Roma. State con noi. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di giovedì che vedrà bel tempo su gran parte del nostro territorio, seppur con nubi compatte in mattinata sull'Umbria, Toscana e Liguria e un po' di variabilità in serata sui settori alpini del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Alta pressione dominante sulla Sicilia, avremo dunque una giornata ampiamente soleggiata e stabile con cielo sereno o al più lievi velature di passaggio. Ventilazione debole con mari poco mossi, il tutto con temperature massime diurne nella media stagionale. Non cambia lo scenario meteorologico poi nemmeno nella giornata di venerdì. Splenderà dunque il sole sull'isola, il contesto si presenterà asciutto con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature massime diurne che tenderanno a prendere qualche grado, saranno i valori al di sopra della media. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 e 19:20 c'è chi la vuole cotta. Buongiorno Sicilia, siamo in diretta, abbiamo un ospite che siamo felici di ospitare, il professor Bruno Botta, che è il rettore dell'Università di Roma, Unitelma Sapienza, quindi vuol dire Università Telematica della Sapienza, la più importante università europea. Oggi alle 11:45 al Centro Ufficio Verga di Catania, che è in Corso Italia, per chi fosse interessato, c'è la conferenza stampa di inaugurazione di questo nuovo polo didattico Unitelma Sapienza in Sicilia. Nel pomeriggio un convegno, ma prima, professore, le chiederei in cosa consiste questo nuovo polo didattico? Allora, Unitelma Sapienza è una università, come ha detto lei, telematica, però c'ha la differenza rispetto alle altre telematiche che gli esami vengono effettuati in presenza. Per cui avere un polo telematico a Catania significa che gli studenti della zona eventualmente possono avere esami direttamente qui a Catania. Beh, questa è una novità importante di grande rilievo per i nostri giovani, che così vengono invogliati ancora a rimanere e non andare a cercarsi le università in giro per l'Italia, come purtroppo tante volte succede. Inoltre voglio ricordare che oggi pomeriggio, sempre a Catania, al Teatro Massimo Bellini, c'è un convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e dall'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza ancora. Il tema è un argomento specifico, la gestione dei beni confiscati per gli amministratori giudiziari. Ora, proprio di questo vorrei parlarle, professor Botta. Nel campo dell'università online voi siete una vera eccellenza, specialmente proprio per quanto riguarda le materie giuridiche ed economiche. Ecco, com'è nata, quando è nata questa vostra università? Allora, nasce nel 2004 come Telma Sapienza e poi intorno al 2010 diventa Unitelma Sapienza e la finalità è proprio, come ha detto lei, per le scienze giuridiche ed economiche, anche se ora invece stiamo investendo anche in altre discipline.
E devo dire che il grande successo delle scienze, discipline economiche e anche giuridiche ha fatto sì che noi si arrivasse a circa 11.000 iscritti. Complimenti. Tra l'altro lei, professore, è da poco magnifico rettore della Unitelma Sapienza. Quali sono i principali obiettivi a medio e lungo termine della sua università? Allora, io mi sono occupato in Sapienza per 9 anni di internazionalizzazione, sono stato il prorettore per l'internazionalizzazione, per cui uno degli obiettivi è quello proprio di estendere i nostri insegnamenti anche ovviamente ad altri paesi, oltre che l'Italia, perché abbiamo anche altri poli, sia in Europa, ne abbiamo anche a New York e ne vorrei fare uno anche in Cina, perché così come con Sapienza abbiamo un palazzo a disposizione di un istituto che si chiama Sino Italiano, noi potremmo anche lì avere un polo, per cui l'idea è quella di internazionalizzare. Ecco, Rettore Votà, con questo vostro rapporto diretto con la Sapienza diciamo classica, tradizionale, la vostra università, Unitelma Sapienza, costituisce un po' un unicum, un elemento piuttosto raro all'interno del panorama delle università telematiche italiane. Questo è un punto di forza per voi? Questo è un grande punto di forza perché naturalmente Sapienza interagisce con noi interagiamo con Sapienza, abbiamo dei corsi di laurea che sono congiunti, per cui come si dice alcuni sono incardinati su Sapienza, altri sono incardinati su Unitelma Sapienza e c'è questo scambio fantastico anche dei professori, così come alcuni dei nostri possono insegnare nei loro corsi e alcuni di Sapienza nei nostri. Questo ci dà ovviamente indicazione a continuare sulla via proprio della serietà nei corsi, che mi lasci dire che molti dei nostri corsi gli studenti possono studiare su dei libri, per cui non sulle cosiddette dispense, e l'esame in presenza fa la grande differenza con le altre università telematiche. Questo fa bene a sottolinearlo perché forse non a tutti è noto, quindi esami in presenza pur essendo un'università diciamo così telematica. A proposito di questo, Rettore, le volevo chiedere questo. Certamente la situazione delle università telematiche è cresciuta anche a causa del Covid, che ha costretto un po' tutti a stare lì sulle tastiere davanti agli schermi. Ecco, pensa che la formazione a distanza sia, come dire, abbia tratto beneficio da questo e come cambierà ancora nel prossimo futuro? Allora, bisogna essere sempre attenti perché naturalmente la formazione a distanza è importante, è utile perché possiamo raggiungere tutti quanti e come lei prima ha detto in un passaggio noi facciamo sì che gli studenti possano eventualmente studiare nel luogo dove loro sono, per cui minimizziamo anche i cosiddetti costi. È importante però che queste lezioni vengano fatte in maniera adeguata, che vengano aggiornate e che si abbiano degli spazi per poter ascoltare gli studenti in diretta nelle domande, perché questo ci permette eventualmente di migliorare. Rettore, inutile che come dire, la domandona dell'epoca è quella sull'intelligenza artificiale, perché naturalmente parlando di telematica prima o poi andiamo là. Ecco, sono opportunità o rischi quelli che prevalgono? Guardi, l'intelligenza artificiale è un'opportunità, ma sempre va gestita dall'uomo. Come dico in più occasioni, naturalmente è l'uomo che prepara degli algoritmi e poi eventualmente la macchina li rielabora in qualche modo, ma è sempre l'uomo che poi dopo interagisce. Sta a noi saper gestire, sta a noi poter insegnare nella maniera adeguata. Beh, è importante sentirlo dire da lei per il suo ruolo, ricordare che sono algoritmi che noi mettiamo dentro una macchina, perché non tutti hanno chiaro questo. Molti la confondono con i robot, pensano che sia un robot come si dice, e invece sono algoritmi messi da noi, come ricordano le stesse intelligenze artificiali quando glielo chiediamo, no? Sì, sì. Quando glielo chiediamo dice, ma tu chi sei? Che lei dice, io sono una serie di algoritmi che voi mi avete... Professore, dal faceto al serio,
Antonio, la vostra università ha annunciato da poco l'apertura di 5 nuovi poli didattici che si aggiungono a quelli già numerosi presenti un po' in Italia, e comprende naturalmente Catania, come dicevamo. Questo è importante perché oltre che come dire, la didattica online offre una serie di sedi fisiche, quindi per gli studenti. Sì, così cosa come che detto. non è consueta per chi affronta questo tipo di, come dire, di studi. Così come ho detto prima, la finalità è quella di mettere in condizioni gli studenti e le studentesse di poter studiare e poter sostenere degli esami in presenza in luoghi non così lontano, diciamo così, da Roma, così che possono muoversi. È altresì importante che però le regole vengano rispettate nei vari poli, vale a dire che in presenza ci deve essere comunque un tutor o qualcuno che faccia parte dello staff docente, perché altrimenti insomma, le regole potrebbero non essere rispettate. E a questo ho notato che già prima che arrivassi io ci fosse una grande attenzione proprio nel far sì che fosse tutto fatto in maniera adeguata nei poli, e con me ovviamente io ci pongo tanta attenzione. Poi avete università anche all'estero, Rettore? Allora, noi abbiamo dei poli, come dicevo prima, anche a Washington, ma una delle finalità, in accordo con quello che ho detto prima, visto di poter in qualche modo interagire con Sapienza per sfruttare alcune delle sedi che Sapienza ha. Sapienza ha una sede in collaborazione con l'Università Federico II e con l'Università di Bologna e la Cornell University a New York, il Roosevelt Island, il Data Center, il Cornell Tech, e quello è uno dei miei programmi. Vedere di avere un polo anche ovviamente in Nord America e, qualora ci dovessimo riuscire, introdurre dei nuovi corsi di laurea da noi che possono essere proprio di grande attrazione proprio per il Nord America. Ricordo che il magnifico rettore dell'Università dell'Unitelma Sapienza, professor Botta, sarà stamattina all'istituto, ai centri uffici Verga di Catania, e poi nel pomeriggio al Teatro Massimo Bellini. Avrei ancora un paio di curiosità. Ecco, per quanto riguarda soprattutto i giovani che lasciano la città, e noi qua ne sappiamo qualcosa, ecco, esiste la possibilità di, non so, di aiutarli per quanto riguarda poi affitto, acquisto di libri, tasse universitarie, cioè avete un'attenzione particolare per i giovani dal punto di vista economico, perché questi sono i primi disagi. Uno già che deve lasciare la propria città è un po' come dire addolorato, ma poi deve anche sobbarcarsi a queste inevitabili spese. Allora, diciamo che i costi di iscrizione a Unitelma Sapienza sono bassi, vanno da 800 euro a 1800, per cui abbiamo molte agevolazioni e dipende anche dalle situazioni degli studenti stessi. La telematica in teoria dovrebbe abbattere i costi, come dicevamo prima, per non far muovere gli studenti, voglio dire, per cui da questo punto di vista andiamo incontro agli studenti. Devo dire però che anche molte delle università ormai, quelle tradizionali, stanno affrontando questo problema perché di abbattere i costi. Ma il grande problema, mi lasci dire, degli studenti che si muovono è il problema degli alloggi, ovviamente, perché i costi in alcune città sono ingestibili per questi studenti e per le loro famiglie. Certo. Voglio dire, per cui là ci vorrebbe maggiore attenzione non solo da parte delle università ma dei governi, perché altrimenti noi ci dimentichiamo, così come non vorrei parlare della sanità, ma insomma sì, noi abbiamo capito. L'ultima cosa, a proposito diciamo delle vostre attenzioni e sensibilità anche per gli studenti disabili, è vero? Sì. Grazie, sì, no, abbiamo proprio noi delle agevolazioni, abbiamo dei professori che si occupano di questi ragazzi, abbiamo dei medici che ci aiutano a capire fino in fondo come possiamo aiutarli ad agevolarli, abbiamo praticamente un abbattimento dei costi, in alcuni casi proprio totale, e c'è attenzione perché noi dobbiamo fare in modo che tutti possano avere le stesse opportunità. Questo è molto bello, è un ottimo auspicio, la ringraziamo anche per questo. Ricordo che il magnifico rettore dell'Università di Roma Unitelma Sapienza
sarà questa mattina alle 11:45 al Centro Uffici Verga di Catania, che è in Corso Italia, per una conferenza stampa di inaugurazione di questo nuovo polo didattico che noi siamo contenti di annunciare a Buongiorno Sicilia. Nel pomeriggio alle 3:30 al Teatro Massimo Bellini, sempre a Catania, convegno di studio sulla gestione dei beni confiscati per amministratori giudiziari. Grazie Rettore per essere stato con noi, complimenti per le novità e buon lavoro. Grazie, buona giornata. Noi facciamo una pausa e tra poco altri ospiti. State con noi, Buongiorno Sicilia. C'è stato un incidente, vi aggiorniamo un po' sulla viabilità, purtroppo un autoarticolato si è ribaltato e quindi a causa di questo incidente è chiusa al momento la Catania-Palermo al chilometro 119 in entrambe le direzioni all'altezza di Enna. Attenzione chi si muove da quelle parti. L'incidente è avvenuto in un'area di cantiere, naturalmente lì ci sono le forze di polizia, personale dell'ANAS stanno cercando di rimuovere al più presto questo autoarticolato che si è ribaltato, ma nel frattempo la A19 è chiusa all'altezza di Enna. Diamo il benvenuto alla nostra ospite chiedendole scusa se abbiamo perso alcuni secondi, ma è così il nostro programma perché diamo aggiornamenti in tempo reale su quello che capita in Sicilia. È con noi Cinzia D'Agata, che è responsabile dell'ambulatorio di celiachia adulti del Policlinico di Catania. Buongiorno e benvenuta. Grazie. Allora, domenica è la giornata mondiale della salute e a Catania, come vedete in questo annuncio, ecco, c'è questo convegno che è Screening come strategia diagnostica per la malattia celiaca. Ricominciamo tutto da capo. Che cos'è la celiachia? La celiachia è un'intolleranza permanente al glutine che colpisce i soggetti geneticamente predisposti. Ad oggi purtroppo 1 a 100 dovrebbe avere la malattia celiaca, ma per ritardi diagnostici solamente un celiaco su 5 ancora non è diagnosticato, perché tanti modi di presentazione sono, quindi se mentre negli anni 80 era solamente una forma di presentazione classica del bambino con sintomi da malassorbimento, arresto della crescita, addome globoso, inappetenza, vomito, diarrea, si capì subito dopo negli anni 80 che c'erano forme differenti di presentazione. Quindi si poteva arrivare a diagnosi da una neosi idropenica, da un'osteoporosi, da una poliabortività, quindi tanti colleghi sono stati coinvolti, quindi andare a pensare alla malattia celiaca per poterla diagnosticare. È in crescita la diffusione della celiachia? Fortunatamente sono cambiati proprio i principi direttamente che portano alla diagnosi, sono cambiate le metodiche diagnostiche e soprattutto la consapevolezza da parte di altri specialisti e dai medici del territorio di andare a pensare alla celiachia dove anche non c'è una sintomatologia di tipo gastrointestinale. Sono i bambini soprattutto a esserne colpiti o non solo? Ad oggi sono soprattutto gli adulti, noi facciamo diagnosi a 40, 50, 60 anni con persone che hanno veramente compromesso la loro qualità di vita perché hanno convissuto per anni con dei sintomi attribuendoli ad altre patologie e invece era una celiachia purtroppo ancora non diagnosticata. Perché per tanto tempo non si capiva che era la celiachia, si pensava che fossero una serie di altre malattie legate alla zona dell'intestino, dico così Spesso un po'. infatti l'intestino irritabile oppure c'erano altre cause che giustificavano i sintomi, invece era una celiachia. Celiachia. Ecco, abbiamo fatto molti progressi, però se non sbaglio, dottoressa, non c'è ancora una cura. Fortunatamente ad oggi l'unica cura è solamente la dieta senza glutine e grazie alle nuove conoscenze. Senza glutine, questa è la cura. Quella è la cura, che considerando altre patologie, considerando l'alto grado di conoscenza, considerando l'attenzione anche nel mondo direttamente della ristorazione, oggi riusciamo a dare una buona qualità di vita al paziente celiaco. Ovviamente studi di ricerca vengono fatte, sono direttamente delle fasi abbastanza avanzate per trovare delle soluzioni, però ad oggi ritengo che fare una corretta dieta senza glutine ci risparmia da tutte quelle che possono essere le complicanze o le patologie associate, ma l'obiettivo di questa giornata è proprio di andare a fare screening, quindi andare a trovare i celiaci direttamente ancora non giunti alla diagnosi. Perché anche la diagnosi è difficile. Oggi riusciamo a farla in tempi abbastanza veloci, purtroppo bisogna pensare a una patologia per poterla diagnosticare, semplicemente andare a fare una ricerca dell'anticorpo antitranseglutaminasi, che è un esame oggi che fanno tutti i centri anche privati direttamente, è già indicativo e ha un'alta sensibilità e specificità che porta poi alla diagnosi, ma il gold standard nell'adulto è ancora la gastroscopia con biopsie duodenali.
Ho capito. Ma è vero che passano degli anni anche prima che uno si renda conto di essere un celiaco? Da dati in letteratura, un dato molto triste, grazie per la domanda, abbiamo scoperto che intercorrono a volte anche 6 anni per arrivare a una diagnosi. 6 anni. Quindi dove il paziente... pieno di disturbi. Infatti, di che tipo, scusi, tanto vista l'ora non è forse il momento migliore. Rispetto come diagnosi iniziali, intestino irritabile, sono pazienti che hanno proprio difficoltà, un alvo irregolare, hanno una dispepsia, hanno una sintomatologia di tipo dolorosa, algie coliche, come ripeto hanno un'anemia sideropenica che quindi compromette la qualità, quindi un'astenia, una carenza proprio di memoria, difficoltà a poter portare avanti le normali attività, quindi pensano ad altre patologie e quindi non vanno a dosare l'anticorpo antitransglutaminasi che risolverebbe, migliorerebbe sicuramente ovviamente la sintomatologia del paziente. E forse è per questo che solo recentemente parliamo di celiachia, perché prima pensavamo questo, quello, quell'altro e non avevamo capito. Io dico sempre se ne parla, forse se ne parla anche troppo, perché troppi pazienti spontaneamente mal consigliati tolgono il glutine dalla dieta, quindi complicando l'iter diagnostico. Abbiamo dei test anche non attendibili alle intolleranze che deviano ovviamente l'attenzione del paziente, quindi a volte ci sono pazienti che mangiano senza glutine pur non essendo celiaci. C'è da dire che il processo della gliadina che stimola il processo infiammatorio e queste diete veloci di adesso, soprattutto fatte con carboidrati, peggiorano ovviamente la sintomatologia di tipo gastrointestinale, quindi non tutte sono malattie celiache, però purtroppo molte ancora devono emergere. Ma è genetica? È genetica, si nasce con la predisposizione, però sottolineiamo che il 30% della popolazione generale ha il gene di Q2 e di Q8, di questo 30% solamente il 10% potrebbe sviluppare nel corso della vita la malattia celiaca. E quindi chissà poi gli sviluppi possono... Che differenza c'è? Per lei è una banalità, ma per noi no. Celiachia è sensibilità al glutine o, come si dice, intolleranza al glutine. In inglese è sensitivity. Adesso se ne parla molto, secondo me la sensibilità al glutine esiste da anni, adesso c'è anche un'attenzione, che addirittura dal nuovo consenso si chiama proprio non celiac gluten sensitivity. Ecco, allora la malattia per complicarci un po' come sempre, ma dobbiamo arrivare anche a diagnosticare la gluten sensitivity. Allora, se la celiachia è una malattia genetica, una malattia autoimmune dove abbiamo una positività anticorpale, dove abbiamo un danno intestinale, quindi l'atrofia dei villi, la sensibilità al glutine ad oggi è considerata solo una condizione clinica, dove non abbiamo una positività anticorpale, dove non c'è assolutamente un danno intestinale. Sono una gran fetta di popolazione che accusa dei sintomi dopo aver ingerito alimenti con glutine, vengono trattati ovviamente con la dieta senza glutine, però ad oggi non hanno né i benefici del celiaco, quindi l'erogazione gratuita, l'esenzione per patologia. E quindi sarà il glutine, che è una proteina direttamente che colpisce i celiaci, o sono altre proteine a causare la sintomatologia? È direttamente l'intestino, i villi intestinali, o potrebbe essere un altro organo colpito? Di fatto questo frumento qualche danno lo crea. Se poi è celiachia e gluten sensitivi o sono altre intolleranze, sicuramente c'è uno spettro ampio di valutazione. Una domanda che vorrei farle che riguarda la nostra vita. Quando andiamo al ristorante, adesso un po' le cose sono cambiate, prima non se ne parlava del tutto, poi c'è stato un periodo in cui si parlava moltissimo, cioè intollerante, il cameriere diceva lei è intollerante, poi adesso ultimamente se ne parla di meno. C'è una sensibilità secondo lei dalla sua esperienza e dai dati che ricavate sul fatto che, come dire, c'è un'attenzione anche in chi distribuisce cibi a persone che pagano per mangiare? Io ho avuto la fortuna di essere presidente regionale dell'Associazione per la Celiachia, perché sono anch'io celiaca per anni, quindi abbiamo attivato proprio il processo direttamente con il SIAN all'interno dell'ASP di informazione proprio nel mondo della ristorazione. Ovviamente alla luce anche del fatto di queste intolleranze, della sensibilità al glutine, l'attenzione c'è alta, ci sono proprio dei corsi per garantire, perché non è il problema di avere il prodotto senza glutine, ma il problema di stare attenta a quel 20 ppm, a quel minimo di contaminazione che ovviamente potrebbe creare un danno al paziente celiaco. Quindi i corsi ci sono, la formazione c'è, quindi l'attenzione, devo essere sincera, è ancora molto alta, sì, nel mondo della ristorazione. Molto importante. Rivediamo ancora il lancio della... sì, eccolo qua. Giornata mondiale della salute, quindi il 5 aprile anche Catania partecipa, case finding come strategia diagnostica per la malattia celiaca. Che vuol dire case finding all'inizio? E andare a trovare la malattia celiaca, allora, col fatto che molti celiaci ancora non sono stati diagnosticati, allora si era pensato a un processo di screening. Allora andiamo a screenare tutti questi pazienti per andare a trovare i casi non emergenti, ma non era giustificato dai costi. Il case finding invece solamente in quei gruppi di pazienti a rischio, quindi nei familiari, nei pazienti con anemia
anemia, nei pazienti con altre malattie associate, e quindi a questo punto devo veramente ringraziare la mia azienda, la figura del direttore generale, il dottore Sirna, del dottore Lazzara, dell'ufficio di educazione alla salute, quindi la dottoressa Grassa e la dottoressa Calacciura, che hanno veramente sposato il problema della celiachia e ci hanno dedicato questa giornata importante di formazione. Bene, che vi ricordo l'appuntamento domenica 7 a Catania, all'Aula Caste, edificio 8 di via Santa Sofia 89. Grazie per essere stati con noi, grazie per le tante informazioni che ci ha dato e adesso ne capiamo un po' di più. Grazie mille. Grazie. Adesso facciamo una breve pausa e tra poco scopriremo una scrittrice ingiustamente dimenticata, si chiama Adelaide Bernardini. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia sta firmando il libro di cui è autrice, le do il benvenuto, Dora Marchese, che è una scrittrice e che ha scritto un libro dedicato a Adelaide Bernardini, la chimera della letteratura, della Fondazione Verga e Uno Edizioni. Benvenuta. Perché la chimera della letteratura Adelaide Bernardini? Allora, in quel tempo, parliamo di fine 800, primi del Novecento, c'è stato un grande fiorire di scrittrici. Le donne finalmente si sentono libere di scrivere, pubblicare, soprattutto in rivista, ma anche in volume. Ma spesso usavano degli pseudonimi. Pseudonimi inventati, come questo è Chimera, o pseudonimi tratti dal nome del marito, molte erano sposate, e quindi molte di loro avevano questa abitudine. Adelaide Bernardini all'inizio della sua carriera usa questo chimera, che è molto evocativo, perché sappiamo bene che la chimera è un qualcosa di irraggiungibile. Come lei sentiva che fosse irraggiungibile il successo letterario, la via dell'arte, che invece ha seguito e perseguito, devo dire, in maniera anche soddisfacente, perché era molto conosciuta e apprezzata in quel periodo. E dobbiamo dire che non usò sempre lo pseudonimo, perché dopo l'incontro con Capuana e naturalmente dopo il matrimonio, invece orgogliosamente rivendicò il suo nome. Lei l'ha buttata via il matrimonio perché è stata moglie di Luigi Capuana, tra l'altro. Questo per dire elementi della sua biografia, ma con una ricchezza di produzione interessante, importante, no? Sì, allora lei è stata veramente una scrittrice, io la definisco fluviale, perché non solo ha scritto tantissimo, ma si è cimentata in tanti generi, cosa che non è del tutto consueto. Ecco, per esempio, lì vediamo un testo d'epoca. Sì, proprio così, esatto, prime novelle, le prime novelle. Bello. Esatto, perché è stata narratrice, quindi autrice di novelle e romanzi, poetessa, drammaturga, e le drammaturghe non erano tantissime in quel periodo. Lei scriverà anche in dialetto siciliano, questa è un'altra parte molto interessante. È stata articolista, è stata critica letteraria, addirittura è stata la prima donna a tenere all'Università di Catania delle conferenze ex cattedra, quindi voglio dire era molto inserita nel tessuto non solo romano, quando incontrò Capuana naturalmente vivevano a Roma, ma in seguito quando si stabilirono a Catania, perché Capuana prese il posto all'università per insegnare lì, anche lei partecipò alla vita culturale della città in maniera attiva. Come no, caspita, tenuto conto dell'epoca è Sì. come dire, una produzione vulcanica, ma sì. A un certo punto che succede? Succede che cosa? Perché Pirandello, Marinetti cominciano a contrastarla, come mai? Allora, il matrimonio, o meglio il rapporto tra i due fu sempre molto contrastato, perché comunque lei era una donna che usciva dagli schemi, non era la donna angelo del focolare come ci si aspettava nell'Ottocento, scriveva e per giunta voleva essere letta, voleva far parte della vita culturale e per giunta affiancava Capuana, in alcuni casi sono stati anche coautori, hanno scritto insieme a quattro mani. Allora tutto questo infastidiva, anche perché dobbiamo dire una cosa, Capuana, che era un uomo fantastico, poliedrico, fu anche un mentore, aiutò tante persone, tra cui anche il giovane Pirandello, che non ebbe subito successo come sappiamo, quindi i primi anni romani fu un po' anche
Capuana a oggi diremmo sponsorizzarlo. Allora ecco, si sentirono un po' tolti diciamo degli appoggi che naturalmente lui fece confluire sulla moglie, sulla compagna, perché poi in realtà esatto. E quindi questi hanno detto, e quindi questo e per giunta lei non aveva un carattere particolarmente facile diremmo oggi, nel senso che, se mi permettete l'espressione, non le mandava a dire, ecco, quindi brava. Se c'erano dei contrasti. Ma tenuto conto del tempo posso immaginare che pregiudizi c'erano nei confronti delle donne che scrivevano, che avevano a che fare con l'intelligenza dell'epoca. Tra tutti ricorderei Mario Rapisardi, che dedica una pungente poesia, chiamiamola così volgare, che non l'ho neanche riportata nel mio libro, Niente perché è veramente pesante. Ma porca miseria, e questo determina a un certo punto la sparizione, la damnatio memoria, come dite voi colti, cioè il fatto che a un certo punto non se ne parla più. Allora, naturalmente, morto Capuana, è facile capire che lei, come dire, le venne meno la protezione, potremmo dire così. Lei continuò a scrivere, non si arrese mai, però naturalmente man mano andò un po' scemando la sua presenza sulle riviste, insomma naturalmente non è la stessa cosa di prima, e comunque dopo la sua morte come dire, i giudizi negativi prevalsero e dopodiché non se ne parlò più. Infatti, se si guarda, insomma, prima del mio libro, del mio saggio, ogni volta che appare il suo nome appare sempre in relazione a Luigi Capuana, però come dire ricordata per la gestione delle sue carte, di quello che poi fu la sua eredità naturalmente letteraria, ma di lei come autrice non se ne parla. Infatti è stato molto difficile per me, è stato un lavoro di quasi 11 anni recuperare tutti i testi, sì, è stato molto pesante, però anche bello. Perché è una soddisfazione notevolissima, eccolo qua il risultato. Sì, ringrazio naturalmente la Fondazione Verga, soprattutto la Presidente del Consiglio Scientifico, la professoressa Gabriella Alfieri, che insomma mi hanno sostenuto e mi hanno permesso di pubblicare questa ricerca, ripeto, impegnativa però anche appagante, perché abbiamo scoperto un mondo, quindi non solo lei ma anche il contesto nel quale si muoveva, perché voglio ricordare che comunque lei era in grandi rapporti, questo è molto bello, anche con le altre scrittrici, quindi apprezzava molto la Deledda, alla quale ha dedicato diverse opere, era amica di Amalia Guglielminetti, Ada Negri, perché ripeto sono tantissime le scrittrici di quel periodo, e per fortuna in quest'ultimo periodo stanno venendo fuori non solo i nomi ma anche le loro opere e degli studi abbastanza interessanti, perché ci danno lo spaccato di quello che era una realtà che noi abbiamo dimenticato. Certamente, complimenti, perché ha fatto un lavoro importantissimo e anche complesso, lungo, difficile, dovuta a questa dimenticanza alla cultura dell'epoca, al maschilismo dominante, perché figuriamoci ancora, oppure a cos'altro? Allora, sicuramente secondo me quello che ha influito maggiormente è stato questa sorta di antipatia che si è creata intorno a lei, nel senso che poi coloro che hanno avuto più auge erano coloro che lo ostacolavano, prima tra tutti Pirandello. Pirandello prese malissimo il rapporto di Capuana con questa donna, ma da subito. Perché era geloso un po', vero? Sì, era un po' geloso nel senso letterario. Nel senso ma lui proprio credeva che l'accusa di di essere stata lei a portarlo alla disperazione. Allora dobbiamo dire che Capuana era afflitto dai debiti, ma molto prima di conoscere Bernardini, era un po' il suo stile di vita, e naturalmente tutti accusavano lei di avere, come dire, esacerbato la situazione. Lui, proprio Pirandello, lo dice chiaramente in una lettera: questa donna lo porterà alla morte, insomma lui la vedeva così, e quindi poi da quel momento in poi non perse occasione. Naturalmente gli episodi più eclatanti sono due, ricordiamoli, perché come sempre Pirandello dice la realtà supera l'immaginazione, è il momento giusto, si potrebbe fare un romanzo. Intanto quando morì Capuana, anche lei naturalmente ereditò i debiti e quindi cercò di amministrare il patrimonio letterario che aveva. Tra le cose c'era l'autografo dei Malavoglia, che Verga aveva regalato a Capuana con dedica. Capuana l'aveva dedicato, naturalmente firma autografa, alla moglie.
Ebbene, lei lo mise in vendita. Il Pirandello era a Bologna per le celebrazioni verghiane e nel foyer di questo teatro vede I Malavoglia in vendita e giustamente è impazzito e ha scritto degli articoli, insomma ha sollevato un polverone. Dice, Naturalmente... ma come? Ti fai i soldi con la... vabbè. E quindi nacque una grande disputa. Lei naturalmente disse alla fine: questo autografo è mio, voi parlate, ma chi è che mi ha aiutato? Io sono piena di debiti. E dice Pirandello, si lamenta tanto, ma quando ci sono state le celebrazioni per mio marito, lui non ha messo neanche una lira, come dire, per sostenere. Esatto. Ma l'apoteosi si è raggiunta quando Pirandello ha scritto uno dei suoi grandi capolavori, Vestire gli ignudi. Ebbene, la protagonista e la vicenda è lei. La vicenda è la sua con Capuana, perché noi non l'abbiamo raccontato, ma si sono conosciuti in situazioni veramente romanzesche, e alla fine lui delinea la storia di questi due aggiungendo due piccole caratteristiche alla protagonista. In pratica le dà dell'assassina, della prostituta, il peggio possibile, quindi proprio l'ha distrutta. Naturalmente lei anche qui ha reagito, ma ne nacque una grossa polemica e naturalmente Pirandello era in auge e lei ha avuto la peggio. E questo è un po' il risultato. Fortuna che c'è gente come Dora Marchese che con 11 anni di lavoro indefesso è riuscita a tirar fuori finalmente, così anche tutti noi potremo conoscere meglio Adelaide Bernardini, la chimera della letteratura, la chimera perché si firmava anche così a volte. Grazie per essere stato con noi, grazie per le tante belle cose che ci ha insegnato, anche per l'ambientino che ci ha raccontato, che ci ha descritto tra gli intellettuali colti catanesi Farsi il e nemico siciliani. Pirandello sicuramente non era... Non ci possiamo meravigliare certo dei giorni nostri, quando sentiamo di rivalità e di come dire, precedenti illustri. Grazie davvero, a parte il sorriso. Adesso è il momento dell'almanacco e poi parleremo ancora d'altro. State con noi. Oggi è la giornata mondiale contro le mine. 30 anni fa un movimento di attivisti si unì con un obiettivo comune: lanciare una campagna globale per il bando delle mine anti-uomo. Il loro impegno ha portato a risultati straordinari. Grazie a questi sforzi più di 55 milioni di mine sono state eliminate e oltre 30 paesi sono stati dichiarati liberi da questi ordigni pericolosi. Vincere un Oscar non è solo un onore immenso, ma sembra anche allungare la vita. Uno studio dell'epidemiologo Donald Redelmeier ha rivelato che gli attori premiati vivono in media più a lungo rispetto a quelli nominati ma non vincitori. Un Oscar potrebbe quindi non solo arricchire la carriera, ma anche regalare anni di vita. Perché si dice avere la voce stentorea? L'espressione deriva da Omero, che ci racconta di un principe greco, Stentore, noto per la sua voce potente come quella di 50 persone. Oggi la usiamo per descrivere una voce molto forte e fragorosa. Con la voce più stentorea possibile annuncio Marco Amato. Ciao Marco, buon caffè. Buongiorno Michele, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, ma qui abbiamo delle cose che floreali, ma no, sono dei personaggi. No, esatto. È un lezioso giro di valzer austriaco, la tazzina è bavarese. Una tazzina bavarese, quante ne sa Marco Amato, eh? Veramente, complimenti. Allora, oggi chi attacchiamo? Ma chi mettiamo sotto i riflettori delle stelle? Meglio ancora, vabbè. Meglio ancora, perché attaccare è un termine un po' pericolosetto nella comunicazione. Giusto. Dunque, oggi ho voluto parlare di una mia grande passione, ovviamente il calcio, argomento del quale risulto sempre molto convincente e attento. Ebbene, oggi ho preso in esame proprio le figure di due allenatori molto interessanti per un motivo zodiacale che dopo
vi spiegherò. Allora, sono Zauli e Corini, entrambi sono allenatori rispettivamente delle due grandi città della Sicilia, ovvero il Catania e il Palermo. In questi due grandi club calcistici entrambi si sono distinti per averli accompagnati in delle evoluzioni notevolissime, anche se adesso siamo un po' in bassa fortuna per uno dei due in particolare. Zauli sta fortemente tentando di portare ad un finale di stagione brillante il Catania, mentre invece Corini addirittura è stato esonerato dal club rosanero proprio perché non è mai scattato un granché un feeling né con la tifoseria e con la squadra ultimamente non siamo messi bene. Cosa succede allora? Chiediamo alle stelle. Zeoli, chiediamole all'astrologo. Allora, Zeoli è Toro, mentre l'altro Corini è Leone, ed è proprio la particolarità e la distanza dei due segni zodiacali che fa una differenza enorme tra entrambi questi segni zodiacali, proprio perché mi sono speso molto nelle ultime settimane a spiegare che il Toro, con cui Giove per adesso estende ed espande i suoi dettami, c'è anche Urano nel segno, quindi un'espansione che può portare assolutamente a fare il passo più lungo della gamba o a esagerare o addirittura a fare flop. Ecco, vedete, questo è un caso molto particolare che riguarda anche Leone e Acquario, proprio perché ci sono delle scommesse e degli investimenti professionali, affettivi, economici in generale, che i due pianeti in combinazione possono rendere assolutamente fallaci. Ecco, vedete, tutto questo durerà fino a fine maggio, proprio perché in quel caso Giove trasmigherà da Toro a Gemelli e quindi si apre una nuova stagione zodiacale. Quindi auguro ad entrambi gli allenatori di stringere i denti e di andare fino in fondo, che presto i tempi duri finiranno, proprio perché la configurazione planetaria a cui appartengono li ha molto spesi nelle loro faccende carrieristiche e professionali, ma c'è un prezzo da pagare, ovvero quello di un grande stress e di una possibile pausa. Tutto questo però da fine maggio sarà di nuovo opzionabile come un nuovo inizio di percorso. In bocca al lupo ad entrambi. Allora andiamo alle stelle. Oggi una sorprendente e originalissima luna in Acquario. La luna in Acquario è la luna delle sorprese, delle novità, quindi lungo il corso della giornata aspettiamoci degli exploit decisamente notevoli dal destino. Questa posizione della luna rende i segni d'aria Gemelli, Bilancia, Acquario in auge oggi nella zodiacalità. I Gemelli in particolare ritrovano un affetto nel tempo perduto e una sicurezza affettiva, mentre invece la Bilancia oggi è un po' più calma proprio perché nel bailam di cose in cui si trova per adesso impegnata trova una ragione affettiva. Gli Acquario, che sono sempre più sorprendenti dello zodiaco, oggi si ammantano di una certa dolcezza e sono pure disponibili ad ascoltare gli altri e delle proposte e anche a rendersi conto che potrebbero essere cedevoli a livello affettivo. Insomma, oggi se vi piace un Acquario saltateli addosso, il momento giusto oggi è cedevole. Cosa succede quindi ai fuoco? Non sono facili gli Acquario da questo punto di vista. Se va bene all'aria per regola zodiacale va bene anche il fuoco, quindi Ariete e Sagittario dall'amica Acquario godono di una luna affettiva molto forte. L'Ariete in particolare si riprende anche un po' in salute perché non è stato molto in forma l'Ariete. Coraggio, tra un mese arriva Marte, quindi è il classico detto siciliano: coraggio che dopo aprile viene maggio, cari Ariete, quindi forza. Sagittario che invece si accorge di aver fatto forse un errore procedurale, quindi deve rivedere alcune cose, ma ci saranno gli amici intorno ad aiutarvi, quindi riuscirete a risolvere un gap. Se la luna è in Acquario è opposta al Leone e quindi proprio il Leone oggi deve forse stare un po' in panchina perché la dialettica affettiva che probabilmente non viene recuperata. I Terra, Toro, Vergine e Capricorno sono un pochino in difficoltà perché la velocità di questa luna vuole dei dialoghi un pochino più veloci, quindi Toro e Vergine oggi proprio non ci stanno bene in questa configurazione. Porta bene invece al Capricorno perché la luna sarebbe di secondo campo e quindi la visione
tacita ma lucida delle cose, oggi li aiuterà tantissimo. Gli acqua cosa fanno? Cancro, Scorpione e Pesci. E la luna in Acquario ha in comune con il Cancro l'idea del sogno, quindi oggi l'immaginazione e la creatività del Cancro sono al top. Scorpione oggi riesce ad eliminare un ostacolo e finalmente a disfarsi di qualcosa di cui non ne poteva più. Pesci invece stanno assolutamente guardando bene la situazione, perché c'è qualcosa che non li convince, ma il loro intuito, gli Acqua sono bravissimi in questo, riusciranno ad anticipare qualcosa di molto interessante. E detto questo, vi auguro una splendida giornata col mio giro di valzer e con la mia tazzina bavarese. Fatti un Buona bel giornata. giro di valzer anche per noi e buon caffè al nostro Marco Amato. Abbiamo qualcosa ancora sui giornali? Sì, qualche consiglio sui rischi del fitness fai da te. Ci sono più infortuni che benefici, quindi bisogna fare attenzione. Sui social stanno spopolando app e lezioni, ma i medici lanciano l'allarme sui danni. È un giro di affari, pensa di 1,2 miliardi di euro. Gli esperti bisogna fare attenzione a fratture e distorsioni, quindi attenzione a quando si dice adesso facciamo attività fisica per conto nostro. Infatti. C'è una notizia di poco fa, purtroppo un naufragio vicino a Lampedusa, la Guardia Costiera ha recuperato 45 migranti, ma c'è anche il cadavere di una donna. È successo durante la notte, si sono mobilitati da una motovedetta che hanno sbarcato i superstiti e il cadavere al molo Favarolo, quindi ancora un morto, in questo caso una donna, nelle acque vicino a Lampedusa. Adesso ci allontaniamo dall'attualità, torniamo al tempo passato, ricordando che il 4 aprile del 49, subito dopo la seconda guerra mondiale, 12 nazioni hanno firmato il patto che ha dato vita alla NATO e che c'è ancora. Poi Martin Luther King era fuori dal balcone di fronte alla sua camera quando è stato colpito da un proiettile sparato da un Remington 760. Questo è successo questa giornata di oggi, quindi 4 aprile. Dopo lo sparo i testimoni hanno visto un uomo che poi hanno riconosciuto fuggire da casa, si chiamava James Earl Ray ed era nella stanza accanto, ha trovato un pacchetto, insomma alla fine lo hanno arrestato all'aeroporto di Heathrow a Londra 2 mesi dopo. Il World Trade Center di New York, stiamo vedendo queste immagini, era un complesso di 7 edifici. Lì ci sono ancora le torri gemelle. Infatti, per la maggior parte progettati dall'architetto Minoru Yakasaki e dall'ingegnere Leslie Robertson. Il complesso era situato nella parte sud dell'isola di Manhattan ed era famoso in particolare per l'eccezionale evidenza delle torri gemelle, inaugurate il 4 aprile del 1973, distrutte purtroppo, ahimè, negli attentati dell'11 settembre 2001. Attualmente il sito è stato ricostruito con 5 nuovi grattacieli, un memoriale e un museo per le vittime degli attacchi e un terminale per il trasporto. E poi oggi, che è il 4 aprile, la Microsoft spegne 49 candeline. Era infatti il 4 aprile del 75 quando a Albuquerque, in New Mexico, 2 ventenni amici d'infanzia, che erano Bill Gates e Paul Allen, fondarono un'azienda che sarebbe poi diventata la più grande compagnia di software per PC al mondo. Il loro sogno era portare un computer su ogni scrivania e in ogni casa, ed è più o meno quello che hanno fatto. Ci sono riusciti. Era il 4 aprile dell'81 quando Gioca Jouet, il famosissimo ballo di gruppo ideato e portato a successo da lui, da Claudio Cecchetto, ha raggiunto il primato nelle classifiche. È arrivato prima Hit Parade per diversi mesi. Il singolo è stato prodotto nell'81 da Giancarlo Meo e Claudio Simonetti, che ne ha scritto la musica, l'ho anche suonato, ha avuto un notevolissimo successo, un ballo di gruppo molto semplice, anche le parole semplici, molto divertente, che è stato anche la sigla del Festival di Sanremo dell'81, presentato dallo stesso Cecchetto con Eleonora Vallone. E con Gioca Jouet noi vi lasciamo oggi, vi diamo appuntamento a domani. Buongiorno Sicilia. A domani.